Bentrovati in questa nuova puntata del nostro viaggio nell'isola del mistero. Quest'oggi infatti faremo un viaggio nei meandri della Sardegna, una Sardegna arcaica e contadina per scoprire la storia di vari personaggi e di uno in particolare, Savemmina Accabadora. Sigla. Bentrovati in questa nuova puntata del nostro viaggio nell'isola dei misteri. Stavolta, per rintracciare le verità soprannaturali ed enigmatiche della Sardegna, abbiamo deciso di rovistare nell'archivio della memoria per poter quindi rintracciare delle verità alquanto interessanti. Nel ricostruire la storia di questa figura abbiamo così deciso di puntare in alto, addentrandoci in quello che viene definito il mistero più grande della vita e del genere umano, la morte. E già che la morte è sinonimo di angoscia e di dolore, è mio dovere rendervi edotti che per le immagini e le ricostruzioni proposte questa puntata è consigliata ad un pubblico adulto. Ma partiamo subito con delle interviste ad alcuni personaggi che hanno visto da vicino questa emblematica figura. Ha mai sentito parlare lei di questa figura Saccabadora? Quindi ci può dire brevemente chi era questo personaggio? Beh, chi era di preciso non saprei, posso dire però di aver sempre sentito raccontare dai vecchi di questa figura, di una donna che aveva il compito di finire appunto i malati terminali, e una donna che si serviva per questo di una mazza o di un bastone nodoso. Avrà sentito da sempre le storie che si tramavano intorno a questa figura? No, sono riuscito a sapere queste cose da quando ho iniziato a fare la visita nel museo. Prima sinceramente non lo sapevo, anche perché non se ne parlava. Si sapeva, con un po' di omertà. Sì, senz'altro si sapeva, però si è iniziato a parlare di questa femmina da Accabadora proprio tramite il museo, da quando è stato aperto il museo, perché prima nessuno ne parlava. Ci troviamo nel museo etnografico Galluras in compagnia di Pier Giacomo Pala, che è l'ideatore di questo interessantissimo museo. Stiamo per approfondire la tematica inerente Savemmina Accabadora, una tematica assai delicata. Alcuni scrittori raccontano di fatti legati a Savemmina appunto Accabadora nell'Ottocento, ma ci sono anche delle testimonianze molto più recenti. Sì, con esattezza credo non si possa stabilire quando sia iniziata questa pratica. Già il capitano di marina William Henry Smith nel 1828 descrive la pratica di eutanasia legata a questa figura, ma soprattutto il padre, l'abate Vittorio Angius, nel 1832 circa, descrive che soprattutto nella Barbagia, dunque in pieno centro dell'isola di Sardegna, alcune donne ed alcuni uomini si rivolgevano a Saccabadora, dunque a queste altre donne che avevano il triste compito, come abbiamo accennato, di finire appunto le persone che stavano soffrendo dopo una lunga agonia. Apriamo giusto un inciso, non stiamo parlando quindi di una leggenda, perché anche la letteratura, quella storica, rappresenta questa figura con atteggiamenti che sono umanitari. Sono chiamate appunto in causa dai familiari
familiari, dai parenti del malato terminale, quando era stata stabilita l'ora esatta. Diversi anni fa Pier Giacomo Pala, che è anche l'ideatore del museo di Luras, spinto da una incontenibile passione verso questa tematica, ha deciso di intraprendere una vera e propria ricerca del martello de Savemina Cabadora, sulla falsariga dei racconti di un anziano che sosteneva che proprio in un muretto a secco era presente lo strumento del mestiere di questa donna. In Gallura invece appunto il martello. Il fatto curioso che essendo una pratica diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, il martello lo ritroviamo in Francia. Questo tema, questo argomento inizia nel 1981, quando appunto un anziano del paese di Luras mi parla di una notizia che a lui era stata data dal nonno, il quale appunto gli aveva detto che nelle campagne di Luras aveva vissuto una donna che poneva fine alle sofferenze dei malati terminali. E quindi la presenza di un malato in casa creava certo qualche problema. Sì, creava dei problemi. Quindi assisteva sia alla vita che alla nascita, alla vita dei bambini, però al tempo stesso poteva anche praticare l'eutanasia. Esatto, sì, Savemina Cabadora era anche la levatrice, quindi dava e toglieva la vita, per questo che si dice che appunto la donna dava e toglieva la vita, perché faceva nascere ma faceva anche morire, aiutava a nascere, aiutava a morire. Addirittura nel momento in cui era levatrice poteva diventare femmina Cabadora, questo perché se si rendeva conto che il neonato aveva delle gravi malformazioni, lo soffocava, lo uccideva e poi riferiva è morto durante il parto o subito dopo il parto. Le persone vedevano la figura di Savemina Cabadora con grande rispetto, abbiamo appena accennato, però le istituzioni e la Chiesa. Se pensiamo a una Sardegna abitata più nelle campagne che nei centri abitati, avevano conoscenza del fatto del problema. Se andiamo indietro nel tempo non esisteva la medicina ufficiale, quindi non c'era necessità di andare a chiamare il medico perché non esisteva proprio la figura. E quindi si era autosufficienti anche in questo, perché lo stazzo di per sé è un mondo autosufficiente, cioè tutto veniva prodotto nello stazzo e quasi tutto consumato. Quindi autosufficienza anche per quanto riguarda la levatrice e per quanto riguarda la medicina, e quindi il porre fine alle sofferenze dei malati terminali. La Sardegna è una terra intrisa, di superstizioni, di leggende, però per spiegare che quella che stiamo raccontando noi oggi non è certo una leggenda ma una realtà storica, ci sono anche dei fatti e sono degli atti processuali legati proprio alla pratica dell'eutanasia. L'ultimo caso documentato in Gallura è del 1929 proprio a Luras. Però parliamo di casi documentati, quindi è molto probabile che si siano verificati altri casi dei quali non abbiamo documentazione.